di sinis mal di ventre. Popolato sino a pochi decenni or sono solo da pastori e pescatori che abitavano le tipiche capanne di Falasco, il Sinis è stato in questi anni profondamente umanizzato, cosa che tuttavia gli consente di conservare ancora oggi l'irresistibile fascino dei suoi ambienti, a volte unici al mondo. Lunghi arenili di sabbia finissima, disseminati a volte come a isarutas di granuli di quarzo, interrotti da falesie di arenarie o nero basalto, caratterizzano la costa. L'interno invece è quasi sempre piatto, con prati o campi di grano. La zona è ricca di stagni, il più esteso dei quali, quello di Cabras, è uno dei più ampi e pescosi in Sardegna, dopo i lavori di recupero ambientale fatti dalla regione sarda. Una ricca flora ed una fauna assai consistente, tra cui spicca il rosa dei fenicotteri, rendono importantissime queste zone umide. Ma il fascino del Sinis è dovuto anche alla sua storia, che ha visto succedersi in questo piccolo lembo di terra una notevole presenza umana, sia per i fertili suoli, sia per la grande quantità di selvaggina dei suoi stagni, sia per i facili approdi ed anche per la vicinanza del Sinis ai depositi di ossidiana del Monte Arci. Nuragici e prenuragici, Fenici, Punici, Romani, Vandali e Bizantini si susseguirono in queste terre lasciandovi tutti il segno del loro passaggio, sicché oggi il Sinis appare come un vero e proprio museo a cielo aperto, dove ogni pietra, ogni lembo di terra sa di orme antiche. Le vestigia più consistenti si ritrovano a Tarros, la grande città fenicio-punica, divenuta poi romana, che ai tempi della sua massima gloria era la più importante città sarda. Il suo abbandono per le invasioni barbariche portò anche alla sua distruzione, dato che gli abitanti del circondario utilizzarono pietre e colonne per edificare i paesi vicini. Dai Sabid de Tarros portan saber da carros. È un detto rimasto famoso. Le vestigia residue consentono tuttavia di constatare il grado di civiltà raggiunto dai suoi costruttori. La chiesetta di San Giovanni è invece un piccolo gioiello di arte bizantina. Un emozionante tempio ipogeico sotto la chiesetta di San Salvatore
documenta con scritte e disegni di varia epoca e civiltà il millenario fluire di genti su questa terra. Di fronte al Sinis, a circa 8 km dalla spiaggia di Isarutas, cui fornisce i cristalli che il mare stacca dalle sue coste, è l'isoletta di Maldiventre. La difficoltà di arrivarci per i venti e le correnti impetuose ha fatto sì che questo isolotto abbia conservato la sua natura selvaggia con una ricca fauna e molti endemismi. A poca distanza è l'isolotto del Catalano, anch'esso inserito nella riserva. Una terra, il Sinis, dalle suggestioni indimenticabili e che per questo chiama tutti noi alla sua difesa.